Buongiorno a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi voglio portarvi all'attenzione una partita di Niemann giocata qualche tempo fa, quindi non di recente, in una partita Blitz dal vivo. E questa partita sarà interessante da un punto di vista scacchistico certamente, ma anche da un punto di vista psicologico. Nel corso della partita ti farò comparire in sovraimpressione delle clip che derivano proprio da quella partita, fino ad arrivare al momento culminante quando c'è Nima che a un certo punto si vede che stava morendo di sonno, tira uno sbadiglio lunghissimo in faccia all'avversario. Sarà veramente interessante. Ma andiamo ad esaminarla mossa per mossa. Niman col bianco, dal lato abbiamo un grande maestro, forse sarebbe meglio una grande maestra sia femminile che maschile, una certa Zanzaya, che arriva sulla scacchiera con un minuto di ritardo. Niman fa la mossa di 4, che Andrea Stella direbbe che è l'apertura giusta, e attende un minuto. Tu fai conto che una partita blitz a 3 minuti, e se perdi un minuto non è una cosa molto carina per te stesso, e dopo un minuto l'avversaria sistema un po' i pezzi, gioca cavallo in F6. A questo punto Niemann sorprende con cavallo C3. Il maestro Fide Nicolò Napoli ama questa apertura, potrebbe dar luogo all'attacco Veresov, oppure anche al Jobava London System. D5, alfiere F4, G6 e ovviamente, a differenza del modo solito di giocare, ora qui si potrebbe progettare anche per un F3, 4 in modo molto aggressivo. E3 invece un gioco più tranquillo, probabilmente si vuole sviluppare l'alfiere chiaro in una di queste due case e andare con un gioco più tranquillo. Alfiere G7, cavallo B5, strana come modo di giocare, subito si tenta il trucchetto su C7. Ovviamente non è che ci spera davvero, ma sa che l'unica manovra difensiva è cavallo A6 per difendere quel punto, e in qualche modo Niemann è contento perché è riuscito a portare un cavallo a bordo della scacchiera avversario, quindi è contento. H3 per togliere tutte le eventuali inchiodature sul cavallo in F3, a rocco corto, cavallo in F3. C6 per scacciare il cavallo di Niemann, che è costretto a ritornare in C3, e ora anche questo cavallo è costretto a ritirarsi. Da notare le frequenti guardate negli occhi di Niemann. Lui ha questa cosa qui, l'ho detto già in un video precedente, che lui molto spesso fa una mossa e poi guarda negli occhi l'avversario. Ora, per coloro che hanno esperienza da torneo dal vivo, per me, poi ognuno ha i suoi gusti, per me è estremamente snervante, forse anche un po' irrispettoso, perché la lotta fra due scacchisti è sulla scacchiera, quindi il fatto che tu mi continui a guardare negli occhi se io sto guardando giù per terra non ha alcun senso, no? La vedo un po' come segno di sfida, o peggio ancora vuoi cercare di capire dove io sto portando l'attenzione sulla scacchiera, perché se tu mi guardi negli occhi, io ho gli occhi proiettati verso il basso, è chiaro che se guardo verso l'ala di donna sto cercando di progettare qualcosa sull'ala di donna, se guardo verso... quindi non so, la vedo come una cosa che non mi piace, magari per lui è una tecnica psicologica per intimidire l'avversario, ognuno gioca tutte le sue armi, per carità non è vietato da regolamento in nessun modo, ma a me onestamente è una cosa che infastidisce. Alfiere D3, cavallo in H5 e ora questo alfiere si deve ritirare. Quale casa migliore se non andare in H2? F5, wow, qui il nero si sbilancia, toglie tutte le idee di attacchi su G6, H7 e chiaramente vuole creare un fortissimo avamposto su E4. Quindi adesso le manovre saranno quelle di riposizionare i propri cavalli lungo questa fantastica casa. Per esempio, ecco qui, ops, scusate, l'ultima freccia un po'. Queste sono le manovre ora da parte del nero. Ma anche Niemann ha in mente qualche manovra con cavallo in E2. Questo cavallo sicuramente potrà andare a una mano sull'ala di re, ma soprattutto serve a liberare il pedone C, che deve creare un po' di pressione sul centro. Cavallo in E8, spinta del pedone in C4, cavallo D6 e ora questi cavalli stanno ottenendo quello che volevano. C per D5, C per D5, arrocco corto che arriva solo alla 14ª mossa, cavallo in F6 e adesso devo dire che il nero sembra che stia abbastanza bene. Donna B3 per creare pressione e anche allo stesso tempo
a raggi X cercare di attaccare il re avversario. Allo stesso tempo controlla il punto B7 che è però difeso molte volte, però una donna in B3 sicuramente male non fa. Ricordiamoci che se il nero dovesse essere proprio in difficoltà ha anche a disposizione la spinta E6 per consolidare tutto. H6 si vuole forse creare una via di fuga per il re e allo stesso tempo magari andare a creare, non so, attacchi incredibili, anche se no non penso sia l'idea giusta perché altrimenti ti arrivano cose brutte. Cavallo F4, questo è sicuramente un ottimo posto per questo cavallo, rafforza la pressione su questo punto e ovviamente una possibile spinta del pedone in G5 crea poi indebolimenti permanenti all'interno della struttura del nero. Re in H7, cavallo in E5, adesso è Niemann che si prende un ottimo avamposto che, a differenza dell'avamposto che ha il nero su E4, questo è un avamposto per definizione perché questo cavallo non può essere scacciato, mentre un cavallo su E4 in realtà può essere scacciato poiché c'è la spinta in F3. Infatti un cavallo va in F4, ma non è ancora il momento di scacciarlo. C'è minaccia ovviamente di doppio e quindi prima una mossa di questo tipo. È interessante, io avrei mosso questa torre, però forse aveva paura di indebolire troppo il punto F2, quindi ha mosso la torre in A. Donna in A5 e adesso Niemann ci pensa un pochettino, fa un bellissimo sbadiglio di quelli proprio da leone della savana. Ora l'idea del nero è quello sicuramente di andare con il cavallo in D2 e fare il doppio su donna e torre, però Niemann pensa che sia più forte andare a prendere i due pedoni dell'arrocco, torre F6 e ora mi pappo anche quest'altro pedone. Cavallo in D2, arriva finalmente l'attacco doppio. È vero che si perde la qualità, ma è anche vero che ci siamo presi i due pedoni, quindi potenzialmente siamo pari. Io preferirei la situazione del bianco, onestamente, dato che il re nero e la struttura pedonale e il ritardo dello sviluppo ovviamente danno assolutamente ragione al bianco, che adesso si prende un altro pedone con donna per D5. La donna è entrata praticamente nelle retrovie, è molto forte ed è pronta per fare scacco matto su G8. Ora, secondo sei un po' distratto la scacchiera, questo capita anche ai gran maestri, non vede proprio, cioè quando tu dici, e questo succede tantissimo, quando tu ti dai una spiegazione, tu dici ok, Niemann ha catturato il pedone D5 perché voleva catturare il pedone D5. No, Niemann ha catturato il pedone D5 perché vuole venire a darti matto. Ecco, il grande maestro femminile si è dato un'unica spiegazione. Ah, ok, mi ha catturato il pedone centrale. Quando tu ti dai un'unica spiegazione alla mossa del tuo avversario senza farti altre domande, dici, beh, dai, adesso io allora mi prendo questo pedone. Lui ha preso un pedone, io mi prendo un pedone. E queste sono le principali cause di sviste. Cioè, quando tu dai un'unica ragione ad una mossa, mentre dietro quella mossa dell'avversario ci sono più ragioni. E qui arriva subito il matto in G8. E ovviamente si stringono la mano con conseguente abbandono. Partita corta, asciutta e pungente con sbadiglio nel mezzo. Si vede che giocavano di mattina presto, questo non lo so. E fatto sta che la partita è stata carina. Fatemi sapere se vi è piaciuto oppure no con un commento qui sotto. Vi ricordo di iscrivervi al canale di Matto Scacco perché ogni giorno esce un nuovo video. Se volete migliorare il vostro gioco abbiamo l'accademia su academy.mattoscacco.com. Trovi una valanga di corsi effettuati da maestri fidi, maestri internazionali, gran maestri che potranno fare al caso tuo. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!